del... Domenica 21 giugno, San Luigi Gonzaga. È il 173esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 193 al termine. Il sole sorge alle 5:22 e tramonta alle 21:03. La luna sorge alle 5:27 e tramonta alle 21:22. Il Papa Innocenzo III scioglie il patriarca di Costantinopoli dal giuramento di nominare i canonici della cattedrale di Santa Sofia, scegliendoli solo tra veneziani. Le previsioni per domani: tempo generalmente stabile e soleggiato, salvo modesti annuvolamenti sui rilievi durante le ore centrali. Precipitazioni assenti, temperature minime senza notevoli variazioni o in locale aumento, massime in ulteriore aumento. Fra tutte le tipologie di asparagi coltivate in Italia, l'asparago bianco di Bassano del Grappa è un'eccellenza, che ha origine nell'Asparagus officinalis, coltivato nei territori dei comuni di Bassano del Grappa, Cartigliano, Cassola, Mussolente, Pove del Grappa, Romano de Zelino, Rosà, Rossano Veneto, Nove, Tezze sul Brenta e Marostica. Secondo un'antica leggenda, l'asparago fu portato a Bassano da Sant'Antonio da Padova, il quale lo avrebbe diffuso per quietare la spietatezza di Ezzelino da Romano, signore della Marca trevigiana, noto oggi come anche il Feroce. Ma si tramanda anche che nel 1500 vi fu una gravosa grandinata per cui le punte degli asparagi che fuoriuscivano dal terreno furono distrutte, cosicché i contadini dovettero consumare la parte che era rimasta sottoterra e perciò non aveva assunto la colorazione verde-violetta. L'asparago bianco di Bassano, infatti, germogliando interamente sottoterra e quindi in assenza di luce, è bianco ed ha un sapore unico e delicato. Delicatezza del palato che oggi noi tutti conosciamo e che stagionalmente consumiamo nelle nostre tavole, ma che ha origini antichissime. Fu infatti coltivato e utilizzato nel Mediterraneo dagli Egizi e in Asia Minore ben 2000 anni fa, così come in Spagna. Nel 1600 gli asparagi, oltre che nel territorio della Repubblica Veneta, furono coltivati in tutta Europa. In Francia contribuirono a formare i sublimi menù della corte del Re Sole. La coltivazione dell'asparago subisce una svolta nel 1900 con la comparsa nei giardini d'Olanda, del Belgio, della Francia di una nuova varietà dalle dimensioni e dalle qualità superiori. Anche in Italia, agronomi e agricoltori si dedicarono alla cultura del grande ed eccellente asparago d'Olanda, tanto che a questa varietà ne seguirono altre via via migliori. L'asparago bianco di Bassano vanta inoltre dal 2009 il marchio DOP, ed il territorio di produzione è perciò controllato e circoscritto. Un contrassegno questo della propria eccellenza e unicità riconosciute.